Suor Maria De Coppi era sorella di mia mamma. La missione di Cipene, Lurio, è stata la missione che da sempre ha amato. Da questa terra scriveva delle lettere appassionate, cariche di amore e bellezza, per il popolo e la terra a cui ha dedicato la sua vita. Ero bambina e i suoi racconti accendevano la mia mente di curiosità verso un mondo tanto diverso dal mio. La prima volta che zia arrivò in Mozambico era il 1963, un anno prima che io nascessi. Ieri sera mi aveva chiamato mentre ero ad un incontro,
e per questo mi aveva lasciato un messaggio vocale su come la situazione vicino alla missione stesse precipitando. Infatti, dopo l'arrivo dell'esercito nella regione nord di Capo Delgado, molti dei terroristi che avevano devastato la regione stavano attraversando il fiume Lurio e avvicinandosi sempre più alla missione. La sua voce era preoccupata e cosciente della situazione difficile. Appena sentito questo messaggio, subito l'ho richiamata. Erano le 9 di sera. La sua voce era seria. Mi raccontò di nuovo della difficile situazione e del fatto che nel pomeriggio era andata all'ufficio dell'amministrazione pubblica per avere notizie e di avere scoperto che tutti erano andati via. Mi disse: siamo rimasti solo noi missionari e con loro alcune ragazze delle zone rurali accolte nella missione per permettere loro di frequentare la scuola. Alcune erano già partite, mentre zia mi informava che quelle che abitano lontano aspettavano l'alba per lasciare la missione. Infatti, la partenza delle ragazze e delle altre suore era prevista per il giorno 7 settembre. Le chiesi: zia, e tu non parti? E lei, dopo una pausa di silenzio, mi rispose: non lo so, voglio aspettare, vediamo come si mettono le cose. In quel momento mi sono ricordata il suo amore per Cipene, per questa terra e questo popolo che era il suo cuore. Mi è passata per la mente la gioia per le ore dedicate alla cura della terra, dell'orto e dei campi di fagioli, la semina, la cura e la raccolta. Mi sono ricordata della gioia che brillava nei suoi occhi quando raccontava delle ragazze delle zone rurali di questa regione abbandonata. La passione per la cura e l'accompagnamento delle comunità parrocchiali, dei catechisti e delle donne di Cipene. Poche settimane fa mi aveva detto che non sarebbe riuscita a vivere in nessun altro posto. Quando lo scorso anno ha lasciato l'Italia per tornare nella sua amata Cipene, zia era cosciente che questa poteva essere la sua ultima vacanza a casa. Sapeva che, considerata l'età, avrebbe potuto morire non solo di malattia, ma anche a causa della violenza che imperversa nella zona nord del Mozambico, una zona del mondo vittima dello sfruttamento delle risorse naturali, in particolare del gas. Capivo questa sua esitazione. Lasciare Cipene era per lei come perdere la vita. Proprio in quel momento ho sentito dei battiti forti, dei colpi secchi e la sua voce che diceva: «Papai, calma, calma papai», una forma di cortesia usata in alcune zone dell'Africa per rivolgersi alle persone adulte. Poi ho sentito altri colpi secchi, forse proiettili, e una voce di donna che non era di zia ripetere: «Misericordia, misericordia, misericordia». Altri colpi e poi un silenzio profondo. Non era la prima volta che Suor Maria si trovasse a vivere situazioni di violenza, come durante la guerra tra Frelimo e Renamo. Questa volta però il dono della sua vita è stato totale e non a caso, nel mese dedicato alla Laudato Si. Sì, zia è una martire della Laudato Si, nella sua semplicità e nella sua fedeltà all'amore di Dio per la cura delle persone e della terra. Letto a nome di Gabriella Bottani, suora missionaria comboniana, nipote di Suor Maria De Coppi e mia sorella.
nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, grazie per aver risposto a questo invito di preghiera e di comunione che ci vede uniti in questo momento che possiamo definire disarmante. Gli eventi che hanno portato alla morte di Suor Maria De Coppi, se da una parte ci lasciano profondamente disorientati e confusi, dall'altra testimoniano la forza dell'amore incondizionato e gratuito che Suor Maria ha scelto di donare al suo popolo mozambicano. Do il mio saluto in modo tutto particolare ai parenti, ai familiari di Suor Maria, i parrocchiani di Ramera, gli amici, la congregazione delle Suore Comboniane, rappresentata qui da Suor Maria Rota, provinciale d'Italia, agli amici dei centri missionari del Triveneto e a tutti gli altri che sono qui presenti. Questa sera noi vorremmo ricordare alcuni aspetti della vita di Suor Maria nella speranza che diventino seme di conversione per ognuno di noi. Suor Maria aveva a cuore questo Salmo 116 e questa sera desideriamo proclamarlo tutti insieme, certi che lei è qui con noi a vegliare sulla nostra Chiesa. Insieme. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui l'ho invocato. Mi stringevano furi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato Signore, ti prego, liberami, Signore. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Ho detto con sgomento ogni uomo è bugiardo. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore. In mezzo a te, Gerusalemme. Alleluia. Ci sediamo e possiamo ritornare in alcuni istanti di silenzio sulle parole di questo Salmo.
Sono Suor Maria De Coppi, una missionaria comboniana, e sono di questa da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo. Sono partita nel 1963 in nave e ho fatto 31 giorni di nave, con una nave portoghese che era metà mercantile e metà popolo che viaggiava, sì, di passeggeri. Perché non c'erano gli aerei che facevano i voli? Perché siamo andati in Portogallo, in quel tempo il Mozambico era una colonia portoghese e abbiamo fatto praticamente tutto il giro dell'Africa, no? Mamma mia! Il Sudafrica e su siamo andati fino al nord del Mozambico, perché nella provincia di Nampula, dove noi dovevamo andare, si è fermato solo nel ritorno. Quindi sono stati 31 giorni. Mamma mia! Un'imboscata, per esempio, ricordo un'imboscata che ho preso e in quel giorno sono morte 17 persone. Si viaggiava in convoglio, no? Sì. E poi si è sentito sparare e tutti hanno tentato di fuggire. E anch'io sono scesa dal carro, dalla macchina, ho tentato di arrestarmi per terra perché non si poteva scappare in piedi, perché arrivavano le palottole, no? E mi ricordo che lì ho gridato, ho detto: Signore, salvami, non lasciarmi morire qui sotto le palottole. E io non so come è venuto un soldato, ho detto: mamma mia, questo è un angelo. E mi ha trascinato dietro un grande termitaio. E poi lui mi seguiva dietro una pianta e lui mi ha portato, mi ha preso ancora per le braccia e via, dentro in un rossello che era secco. Non c'era acqua, poi è diminuito un po' le palottole, se ne sono andati i guerriglieri, è andato a prendere la mia macchina, alcune erano state bruciate e la mia dice era ancora il motore acceso. Pensa a te. È venuto a prendermi e sono partita. Pronto, questo è un momento forte della guerra. Io ho vissuto là, sì. Conosco la gente, già sento che quello che loro vivono, le loro lotte, i loro dolori, le loro fatiche, anche le loro feste, le sento anche mie. Certo. Fanno partecipe della mia vita. In questi ultimi 2 anni sono stati molto duri. La guerra del nord, no? Dove ci sono i giacimenti del gas, no? Che anche questo è un tema interessante sì, perché lo sfruttamento delle materie prime. C'è lì la Total francese, c'è lì la Anadarko americana, no? Quindi grandi imprese globalizzanti che arrivano per prendere le materie prime. Per prendere il gas, perché dicono che tutto il litorale è pieno di gas. La gente muore, è questo. Molta gente soccombe. Scappano e nella mia parrocchia dove siamo noi adesso, nella mia missione, sono 400 famiglie che scappano via mare. E questi scappano, vengono lì, non c'è da mangiare, scappati dalla loro casa, dalla loro terra, vengono così, scappano nella foresta fino a che trovano. Ma cos'è che accade? Cioè questi guerriglieri arrivano e uccidono chiunque? Succede e ammazzano questo? E distruggono le chiese, distruggono le scuole, distruggono nei paesi, nei comuni dove c'è il comune. Per rivendicare un senso di... Quindi non è neanche il giacimento del gas. E poi questi signori della guerra, che non so come chiamarli, questi signori della guerra offrono soldi e la nostra gente è povera, i giovani non hanno lavoro e dicono lì voi prendete tanti soldi, ci davano 70.000, non so quanti, meticais, che era una somma grandissima e loro non sapevano a che cosa vanno incontro. E vanno là, pensano di prendere i soldi e poi scappare, ma sono seguiti e poi se li trovano li ammazzano. E pertanto c'è tutto questo movimento di guerra. Né? Le piogge incominciano là in dicembre, fine novembre, dicembre, no? E passa dicembre, passa gennaio, fine febbraio. Niente e pioggia, non piove. 2 mesi che la pioggia era già perché mancata da tempo. C'è il tempo delle piogge, lì il tempo della secca, no? E non veniva più questa pioggia e la gente non avevano molte provviste perché l'anno prima c'è stato il ciclone e avevano poco. E poi un po' vendono sempre per comprare un po' di olio, un po' di sale, no? E pronto, erano senza. E loro sapevano che io avevo la riserva, no? Nel mio magazzino, perché abbiamo lì 40 ragazze
che vengono dalle comunità lontane della nostra missione. Nel senso che voi garantite il convitto, Sì. loro vanno a scuola e vengono a dormire in Dormire, mangiare tutto e l'anno tu- scolastico, tutto, sono quindi, lì con noi. E voi fate questo E allora servizio a queste venivano là, ragazze. Suor Maria, dammi un po' di fagioli, non ti chiedo per mangiarli, per seminare, perché ho già seminato 2 volte, ho già seminato. E anche in questo tempo, no, che alle volte cosa ci vai a dare a tanta gente? È impossibile. Certo. È impossibile. Ma sedersi là e ascoltarli, ho imparato ad ascoltare anche. E prima di partire è venuto un animatore a salutarmi, Fernando, un buon uomo, un uomo di fede. E mi dice, Suor Maria, dice, perché la guerra in Mozambico? È venuto fuori così. Perché la guerra in Mozambico? Perché, dice, il ciclone in Mozambico? E perché adesso la fame qui da noi, dice, e la pioggia che non viene? Perché? Dice, sai, dice, nella Bibbia, lui conosceva abbastanza bene la Bibbia, nella Bibbia, dice, quando succedevano queste calamità grandi, il popolo si interrogava, dice, e diceva, forse noi non camminiamo bene secondo Dio. Cioè, tu stai pensando bene, dico Fernando, si chiama Fernando questo. Dico, stai pensando, dobbiamo rivederci anche noi? Io prima dico, Suor Maria, e tu e tutti noi, dico, forse ci vuol dire qualche cosa. E sapere ascoltare ti aiuta a entrare dentro, e poi quando senti la storia, la loro vita, senti che c'è una presenza di Dio anche in loro. Se tu ascolti e poi questo ascoltare ti arriva ad amare, e allora lì, pronto, quando ami questa persona non puoi più dire tu nero, come? Voglio dare un saluto a tutti, io fra poco ritorno e continuiamoci a sentirci uniti, no? Uniti anche nella preghiera che non conosce distanze, no? Eppure l'amore non conosce distanze, no? Suor Maria ci ha raccontato un'esperienza viva della Laudato Si. È donna della Laudato Si. Come ha appena detto, in sintonia con lei, in unione con lei, nel mese del creato, ci uniamo in preghiera. Ci mettiamo in piedi. Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore, affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici per favore nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. Ci sediamo.
Ci possiamo sedere. Suor Maria apparteneva alla congregazione delle Pie Madri della Nigrizia, oggi conosciute come suore missionarie comboniane. Fa i suoi primi passi il 1 gennaio del 1872 la congregazione. Da allora sono trascorsi 150 anni, scanditi da tappe importanti del percorso di fondazione, che nel suo naturale divenire continua ancora oggi. È con noi Suor Maria Rota, provinciale italiana della congregazione, che ci aiuta a cogliere qualche altro aspetto della vita e della testimonianza di Suor Maria. Ho conosciuto personalmente Suor Maria e sono stata in comunità con lei 4 anni. Suor Maria era innamorata di Dio e della missione. Ha amato il popolo mozambicano, ha camminato con loro e ha vissuto con loro momenti di gioia e avvenimenti dolorosi. Ha vissuto con il popolo la guerra dell'indipendenza e la guerra civile, ma anche nelle situazioni più difficili lei sapeva sempre cogliere l'aspetto positivo di ogni persona. In 4 anni io ho mai sentito parlare male del popolo mozambicano. È stata la donna della solidarietà e della parola di Dio. Per anni si è impegnata a preparare catechisti, a sostenere le comunità di base. Sapeva ascoltare, dare fiducia e speranza. Passava da un villaggio all'altro, sembrava mai stanca. Suor Luigina, la nostra superiora generale, ha scritto di Suor Maria: lei ha incarnato profondamente il nostro carisma, vivendo con estrema generosità, passione, fede, l'eredità lasciata dal nostro fondatore San Daniele Comboni. Desideriamo che questo momento diventi anche una narrazione del dolore del popolo mozambicano. L'uccisione di Suor Maria in questo anno del nostro 150° anno di fondazione conferma il martirio per il far causa comune con la nostra gente, come il cuore pulsante di tutta la nostra vita carismatica. Come congregazione ci uniamo alla famiglia De Coppi, alla diocesi, a questa parrocchia e seppur nel dolore desideriamo ringraziare il Signore per il grande dono che Suor Maria è stata per la nostra congregazione e per la Chiesa missionaria, in particolare per la Chiesa del Mozambico. Suor Maria ha incarnato nella sua vita le parole di Comboni: voglio donne coraggiose e determinate che rischiano la loro vita per Cristo e la missione. Suor Maria ha sempre avuto un rapporto molto intenso e coinvolgente anche con la sua comunità di origine, questa parrocchia. Ascoltiamo ora una breve testimonianza di questa amicizia. Leggo la testimonianza di Lelia Casagrande, che è qui accanto a me. È difficile parlare di Suor Maria in questo momento doloroso
per tutta la nostra comunità. Ora mi passano per la mente i ricordi vissuti con lei e in modo particolare lo scorso anno, quando con Gino eravamo in montagna. Era così felice di ammirare le montagne del Cadore e di godere di quell'aria fresca che respirava a pieni polmoni. Alla fine di ogni sua vacanza con noi voleva portare con sé il ricordo di quelle montagne, con delle cartoline, e diceva: le appendo nella mia stanza e guardandole mi sembra di essere lassù. A volte, quando la sentivo, diceva: salutatemi le mie montagne. Mangiando con noi, alla fine del pranzo, mettevamo a tavola il formaggio. Avrebbe voluto assaggiarne di più, ma si limitava, pensando che nel suo Mozambico non ne avrebbe potuto trovare, e mai si alzava da tavola senza raccogliere le briciole e le mangiava. Ci faceva capire che niente si butta. E guardando ai nostri bambini, a proposito di spreco, diceva: meu Deus. Il suo popolo soffre la fame e per questo non capiva perché il cibo fosse buttato. La penso sempre ritrovandola in chiesa nello stesso posto, assorta nei suoi pensieri, spesso dolorosi per la sua gente, che così chiamava quando parlava di loro. Le testimonianze che ci lasciava alla fine del tempo di vacanza sollecitavano il cuore e la gente sembrava volerla abbracciare e aiutare subito. Attraverso il mercatino di Natale preparato dal gruppo missionario parrocchiale raccoglievamo offerte per il suo Mozambico e di questo ci era sempre molto grata e riconoscente. Per chi ha avuto modo di parlare con lei, sicuramente avrà colto la sua umiltà nell'ascolto senza giudicare, ma spronandoci ad affrontare le situazioni con tanto amore. Sono fiera e onorata di aver fatto un pezzo di strada insieme a Suor Maria e credo di interpretare il sentimento di ognuno di noi che l'abbiamo amata e ammirata. Continueremo a volerle bene. Grazie, Suor Maria.
Ci mettiamo in piedi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si pose a sedere. Si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i poveri in spirito, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Preparandomi a questa veglia di preghiera e leggendo il brano che abbiamo appena ascoltato delle Beatitudini, mi sono trovato a fare più o meno come quando i ragazzini guardano le figurine dei calciatori e dicono: questa ce l'ho, anche questa ce l'ho. In realtà io non guardavo le figurine dei calciatori, ma leggevo il testo delle Beatitudini, una dopo l'altra, e mi dicevo: questa ce l'aveva, questa l'ha vissuta, anche questa l'ha vissuta. Ed effettivamente Suor Maria, se ci pensiamo, ha vissuto concretamente nella sua esistenza lo spirito delle Beatitudini che abbiamo appena ascoltato nel Vangelo. È stata povera in spirito, afflitta per situazioni di povertà che viveva e faceva sue,
mite, ha avuto fame e sete di giustizia, è stata misericordiosa, pura di cuore, operatrice di pace, perseguitata, addirittura assassinata per causa della giustizia. Le parole del Vangelo la proclamano beata, beata, beati, miti, beati, beata, fortunata, felice, non tanto perché abbia conseguito qui in terra un benessere fisico, psicologico o affettivo, quanto piuttosto perché ha condiviso l'esperienza umana di Gesù, il vero uomo delle beatitudini, perché lui le ha vissute in pienezza. Ha condiviso l'esperienza umana di Gesù e ne condividerà anche la sorte, questa è la nostra certezza, la sorte che è la risurrezione e la vita per sempre. In questo senso suo è il regno di Dio, lo sperimenterà e vi sarà di casa per sempre, in eterno. Grazie Signore per averci donato Suor Maria, grazie per la sua vita di consacrazione, come lo sapesse che il suo nome era proprio quello, come mai vedesse proprio lei nella sua vita non lo sappiamo, eppure la chiamò e Suor Maria rispose. La sua vita di consacrazione, grazie Signore, perché è stata come una fiamma ardente che ha sempre emanato luce, calore, fraternità. Grazie per il dono della sua vita offerta per amore. Tu, Signore, che agli inermi doni la forza del martirio e riveli nei deboli la tua potenza, fa che l'esempio e la testimonianza di Suor Maria tocchino il cuore di ciascuno di noi, ma anche il cuore di coloro che purtroppo pensano che sia la violenza a pagare, che sia la violenza ad avere l'ultima parola. Anche loro siano toccati il cuore del suo esempio e del suo martirio. Oggi siamo invitati a pregare per la pace. La Conferenza Episcopale Italiana ha fatto suo l'invito che il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee ha fatto di pregare oggi, 14 di settembre, per la pace. Noi siamo qui a pregare per quella pace a favore della quale Suor Maria ha dato la sua vita. Abbiamo un esempio meraviglioso. Ebbene, chiediamo questo dono al Signore e chiediamogli anche che ci aiuti a credere sempre che la pace sia realmente possibile, al di là di tutti gli atti di violenza che sembrano ostacolarla. Suor Maria ci ha dato l'esempio di crederci. Seguiamo questo suo esempio, certi che il Signore ci ascolterà.
Ci mettiamo in piedi. Affidiamo i nostri cuori al Padre con le preghiere della Chiesa qui riunita in preghiera, con fede. Padre Celeste, ci affidiamo alla tua grande misericordia affinché ci accompagni in questo cammino di Chiesa sinodale e risvegli in noi il desiderio di pace e giustizia. Padre Celeste, sostieni il popolo del Mozambico in questo momento di grande sofferenza e tribolazione innocente. Padre Celeste, rendici capaci di perdonare la durezza dei cuori di chi fa del male, come la stessa Suor Maria ci ha insegnato. Padre Celeste, accogli tra le tue braccia amorevoli Suor Maria e fa che in lei risplenda la tua luce per il bene del mondo intero. Padre Celeste, sostieni tutte le persone che vogliono bene a Suor Maria, in particolare la sua famiglia e la congregazione. Padre Celeste, ti affidiamo tutti i missionari del mondo, in particolare Don Loris, Don Lorenzo e Suor Angela, graziati dalla tua bontà. Parrocchie, nelle diocesi di tutta Italia e anche questa sera vogliamo aggiungere a queste intenzioni un'invocazione per il dono della pace. Pace per l'Ucraina, terra martoriata da una guerra che dura ormai da vari mesi.
E in questo giorno in cui la liturgia della Chiesa celebra la festa dell'esaltazione della Santa Croce, imploriamo da Dio il dono di una pace duratura nel nostro continente. In modo particolare vogliamo allora pregare per il popolo ucraino, ma questa sera anche per il popolo mozambicano, perché sia liberato dal flagello della guerra e dell'odio. E preghiamo con le parole che ora leggiamo insieme e che ci aiutano poi a pregare insieme il Padre nostro. Insieme. Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma, se tu credi alla forza di una mano tesa, se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide, se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo, se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro, allora la pace verrà. Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore, se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu, se per te lo straniero che incontri è un fratello, se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore, se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio, se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un pezzo del tuo cuore, allora la pace verrà. Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria, se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza, se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, se tu credi. Concludiamo questa nostra preghiera invocando con fede il Padre e cantando la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Prima del canto finale un grande grazie a chi ha organizzato questa veglia, Maria Grazia e il gruppo missionario, Don Andrea, e a tutti voi che siete presenti. Grazie a Don Adriano per la sua disponibilità. Concludiamo con il canto alla Vergine Maria.
Thank you.